Amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena. Ancora sotto il sole il quarto giorno del concorso ippico internazionale che, secondo noi, sotto tutti i profili, sta vivendo le sue giornate più calde. Ieri Coppa delle Nazioni, dominata dagli Stati Uniti con l'equipe azzurra al quarto posto. Domani il Gran Premio Roma, incastonata fra la prova a squadre per eccellenza e quella individuale più prestigiosa. Una gemma che tradizionalmente, come sottolineato da Alessandro Forti, attira e affascina il pubblico, la categoria di potenza che sta per cominciare. Sono soltanto 10 i binomi iscritti, infatti all'ultimo momento c'è stato il ritiro dei due binomi statunitensi. Non vedremo Margie Goldstein in sella Eden Creek Gypsy e McLean Ward a bersaglio in 3 categorie individuali e poi portacolori alfiere della squadra statunitense ieri vincitrice in Coppa, che non presenta il suo omnibus. Dunque andiamo a vedere quali saranno i protagonisti. Per la Germania Ermal Gundel su Argot, poi per l'Italia Francesco Franco con Junior S, Lorenzo Toscano con Union du Taillan, Giuseppe Rolli su Fantasy quarta, Andrés Peñalosa per la Colombia su Urlan secondo, per il Belgio Philippe Lejeune su Valisca Forever, poi ancora Natale Chiaudani Italia su Monto, quindi l'olandese Henk van de Poel, Loro Piana Faust Z, Peter Postelmans Belgio in sella Tiramisu, e quindi per la Gran Bretagna Robert Smith su Senator Mighty Blue. Da un momento all'altro entrerà in campo, eccolo, lo vedo, il tedesco Elmar Gundel su Argot. La categoria di potenza è senza dubbio fra le più spettacolari inserite nel programma di Piazza di Siena. Molti conosceranno il regolamento: un percorso base su soli 4 ostacoli, poi i percorsi netti si affronteranno in una specie di sfida all'Ok Corral. Assomiglia a una gara di salto in alto con eliminazioni successive, una selezione che verrà effettuata soltanto su 2 ostacoli, la triplice e il muro, che verranno resi più impegnativi dallo chef de piste Marcello Mastronardi. Dovrebbe essere agevole il compito di tutti i concorrenti, almeno nel percorso base, ma con il salto ostacoli non si sa mai. Superato il muro, che è a quota 1,80 m, dunque Elmar Gundel per la Germania in sella ad Argot si qualifica per l'eventuale primo barrage. A bordo campo collaborerà in questa telecronaca Alessandro Fabretti, che avrà al suo microfono alcuni protagonisti. Intanto rivediamo il superamento del muro, riproposto in fase rallentata dalle telecamere dell'Esterna 1 di Bari, guidate dal regista Roberto Gambuti. Vi ricordo che in mattinata si è disputato il premio Pincio categoria tempo, vittoria per il francese Roger Bost su Bayardel, in seconda posizione Francesco Bussu Italia su Suzy 2, in terza il sempre presente americano McLean Ward con Elmo, e in quarta posizione Di Lampard Gran Bretagna su Flaminca. Ora è atteso in campo per l'Italia uno dei cavalieri più in forma di questa 65esima edizione del concorso ippico romano. Si tratta di Francesco Franco su Junior S. La categoria di potenza prevede una tabella A, 300 metri al minuto la velocità, la lunghezza del tracciato è di 300 metri, il tempo massimo di 60 secondi, il tempo limite di 120 secondi. Si parte con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,45. Il numero 2 è un verticale 1,45 m, poi la triplice, ora le sue dimensioni sono 1,60 m per 1,80 m. Ostacolo numero 4,
ovviamente il temibilissimo muro. Si parte da quota 1,80 m. Intanto è entrato sul terreno di gara Francesco Franco con Junior S. Già qualificato per l'eventuale primo barrage, che comunque vi anticipo ci sarà certamente. Elmar Gundel per la Germania con Argot. Pochi partecipanti, ma d'altronde questa è una categoria per specialisti, oltretutto spesso assente nel circuito internazionale. Non hanno i cavalli specialisti della Potenza tante possibilità per mettersi in mostra in questo tipo di gara. Molti cavalieri non vogliono mantenere in scuderia un cavallo che ha a disposizione pochissimi ingaggi, che sappia fare solo quello. Oltretutto alcuni cavalieri non vogliono rischiare proprio l'incolumità del proprio saltatore, che deve essere impegnato su altezze notevolissime. Superato in grande stile il muro, 1,80 m da Francesco Franco, il tempo è di 43,96. comunque il limite è abbastanza abbordabile, dunque non dovrebbero esserci rischi dal punto di vista cronometrico per nessun concorrente in questo percorso base. Fabretti, puoi avvicinare Francesco Franco? È proprio così, adesso ci avviciniamo a Francesco Franco, aspettiamo che esca dall'ovale. Francesco, allora intanto il primo barrage, come anche come triplice, come la trovate? Sì, no, l'ha saltato abbastanza bene, Cale tranquillo, speriamo che vada avanti. Che cosa punti? Parte in alto. Più in alto, a vincere. Grazie. L'ottimismo dunque non manca, però ricordiamo che fra i sogni e la realtà ci saranno ripetutamente la triplice e il muro. In campo un altro cavaliere azzurro, si tratta di Lorenzo Toscano, il cavaliere catanese. Monta Union du Taillan, uno stallone dal mantello Baio, nato nel 1986, di origine francese. Per ora entrambi i binomi che abbiamo visto all'opera si sono qualificati per il primo barrage, che ora non è più eventuale. Vi ricordo che in caso di parità al quarto barrage non si potrà procedere, dunque saranno attribuiti degli ex aequo. Lorenzo Toscano con Union du Taillan punta verso il muro, un'altezza già ragguardevole, 1,80 m. E ce la fa. Anche questo binomio si qualifica per il primo barrage. Dunque hanno superato il percorso base Elmar Gundel per la Germania, Francesco Franco e Lorenzo Toscano per l'Italia. Un altro cavaliere azzurro, si tratta di Giuseppe Rolli, monta Fantasy quarta, una femmina dal mantello Baio, nel 1988, di origine tedesca, cavaliere giovanissimo. Giuseppe Rolli veste da aprile la divisa dell'Arma dei Carabinieri. Finalmente un pubblico notevole al concorso ippico romano, e non c'è ombra di dubbio, questa è una delle categorie più amate dalla gente, una prova capace di attirare l'interesse anche dei non addetti ai lavori, di chi non è proprio appassionato di equitazione. Naturalmente la gente vuol vedere cavalli e cavalieri alle prese con i propri limiti, e man mano che il muro crescerà ci accorgeremo tutti che non si tratta di una passeggiata. Superato l'ostacolo numero 2, verticale 1,45 m in bianco e albicocca, un verticale
di barriere su ponti, e adesso il muro. Superato, anche Giuseppe Rolli e Fantasy si qualificano per il primo barrage. Vai Fabretti. E sono così 4 i concorrenti che guadagnano l'accesso al primo barrage. Eccoci qua anche con Giuseppe Rolli. Giuseppe, se riesci a fermarti un attimo, grazie. Cosa pensi di questo percorso? Beh, per ora è stato facile, adesso diventa difficile. Grazie. Intanto Claudio, Sì, ti volevo segnalare che è arrivato qui in postazione anche Jerry Smith, se lo vuoi salutare. ben arrivato. Ciao Claudio. Ciao Jerry, Jerry Smith con Loro Piana Constantin, protagonista ieri in Coppa. Avremo modo di parlare con Jerry anche della prestazione di ieri, perché naturalmente ci sarà qualche tempo morto per consentire agli aiutanti di campo di Marcello Mastronardi di alzare il muro e aumentare le dimensioni della triplice. Ricapitoliamo la situazione: tutti qualificati per ora al primo barrage: Elmar Gundel, Francesco Franco, Lorenzo Toscano, Giuseppe Rolli. Ora per la Colombia Andrés Peñalosa su Urlan secondo, e ha sbagliato in modo molto inatteso all'ostacolo numero 2, errore al verticale, dunque non si qualifica per il barrage Andrés Peñalosa. Vediamo comunque come si comporterà al muro. Superato abbondantemente, peccato, un errore banale, e questo è un cavallo che si sarebbe potuto esibire con esiti positivi anche su un muro molto più impegnativo, a mio modesto giudizio. Peccato, la gara perde un protagonista. Ora un cavaliere belga, si tratta di Philippe Lejeune su Valisca Forever. Ancora una bella immagine dell'elevazione di Urlan secondo, un castrone baio di 11 anni, nato in Francia. Fuori gara dunque Andrés Peñalosa. Philippe Lejeune, Valisca Forever. Vale la pena anche di dare un'occhiata all'Albo d'Oro di questa categoria di potenza. Durante i tempi morti ripercorreremo insieme le tappe dal 1980 in poi. All'inizio degli anni 80 vittoria per Stani Van Passion in sella Porsche per il Belgio. Può essere di buon auspicio per il connazionale Philippe Lejeune, anche se c'è un'esitazione al verticale. Valisca Forever, una femmina da mantello baio di 10 anni, di origine francese, e si punta verso il muro. Lo ricordo ancora, 1,80 m. Superato anche questo binomio, si qualifica per il primo barrage. Sarà interessante vedere se Marcello Mastronardi aumenterà le dimensioni degli ostacoli predestinati in modo drastico oppure in modo piuttosto morbido. Claudio? Intanto il regista Roberto Gambutti ci offre un'immagine dalla telecamera installata proprio sul muro. Vai Fabretti. Filippo, è il rischio sul verticale, sull'ostacolo numero 2? È sempre un po' più pericoloso un dritto che non è troppo alto, che il muro, che è dove il cavallo fa molto più attento. Grazie. Grazie anche perché Philippe Lejeune si è espresso in un italiano impeccabile, e vedete i binomi che per il momento accedono al primo barrage. Per l'Italia Natale Chiaudani in sella a Monto, un castrone dal mantello sauro di 12 anni, un cavallo di origine tedesca. Natale Chiaudani ha, direi, una passione per la prova di potenza, e lo ricordiamo terzo lo scorso anno in sella a Ugi, il cavaliere tortonese. Ieri ha difeso i colori italiani in Coppa,
con Reingold de Luynes, 4 penalità al primo giro, un malaugurato errore alla Riviera, poi 8 nella seconda manche. Finora è netto, va a fare i conti col muro. E lo supera. Ecco Fabretti, magari proviamo a chiedere a Natale Chiaudani se Monto può arrivare intorno ai 2 metri. Ci proviamo. Aspettiamo che esca. Natale. Allora, Monto direi che salta piuttosto bene questo muro. È un piccolo specialista, è strano perché è un cavallo di 1,55 m, ma è uno specialista di potenza. A quanto può arrivare? Ma ha già saltato 2,20, non con me. Con me ne ha vinta una a 2,15 l'anno scorso. A te Claudio. Ah però, ha già saltato 2,20 m, quindi per lui una bazzecola superare il muro a 1,80 m. Si qualifica Natale Chiaudani per il primo barrage. Ora l'olandese Henk van de Poel in sella Loro Piana Faust Z. Questo binomio ha ben figurato in Claudio? questo concorso ippico. Sì, Ci tengo a precisare che lui fa parte del mio team Loro Piana e spero che vada bene. farai il tifo per lui dunque. Sì, no, faccio il tifo sicuramente per lui, ma spero che Natale con questo cavallo possa far veramente bene. Ecco, allora Gerry, visto che sei particolarmente interessato a questo percorso, descrivi un po' la tecnica di avvicinamento al muro e anche dal punto di vista emozionale, no? Perché un cavallo rispetta moltissimo un ostacolo di queste dimensioni. Sì, sicuramente dipende anche dal tipo di cavallo. Per esempio, normalmente per far bene il muro, più si alza, più bisogna arrivare vicino e non montare troppo da lontano. Ma penso che l'emozione, sai, sono più o meno cavalli che su un muro da 1,80 m non dovrebbero avere dei problemi. E non ne hanno, infatti si qualificano Henk van de Poel, Loro Piana Faust Z. E ora un cavallo che è tutto un programma, dovendo affrontare ostacoli di queste dimensioni, si chiama Tiramisu, lo monta Peter Postelmans per il Belgio. Per ora un solo binomio ha lasciato la compagnia subito nel percorso base, si tratta di Andrés Peñalosa per la Colombia in sella a Urlan II. Ora Peter Postelmans, altro cavaliere belga. Andiamo avanti a scorrere col passare degli anni. Nell'81 ricordiamo la vittoria di Caisotti, ex aequo per l'Italia con Gavotte Royal, poi Jerry Mullins Irlanda, Rock Batron e il tedesco Schmitz su un cavallo che si chiamava A Tempo, una parità a 3. Molto spesso abbiamo visto attribuire ex aequo la vittoria, soprattutto nelle edizioni un po' condizionate dal maltempo, sul terreno pesante, fangoso, viscido. Molto spesso i cavalieri dopo un paio di barrage si accordano e dicono che può bastare. Inutile andare incontro a rischi enormi. Dobbiamo dire che però oggi il terreno di gara è in perfette condizioni, nonostante si gareggi ormai a tempo pieno da mercoledì. Un brivido, però superato il muro anche da parte di Peter Postelmans e Tiramisu, che si qualificano per il primo barrage. Ed ora l'ultimo binomio in campo per il percorso base, Robert Smith su Senator Mighty Blue. Robert Smith, lo abbiamo ricordato più volte, figlio d'arte, figlio del grande Harvey. Suggestiva anche questa immagine rallentata proposta dal regista Roberto Gambuti. Robert Smith, una squadra inglese che certamente non può essere considerata la prima squadra della Gran Bretagna, che però ieri in Coppa ha gravemente deluso. Pensate, non si è neppure qualificata per la seconda manche.
un rischio corso anche dagli azzurri, che poi si sono riscattati con un secondo giro orgoglioso. Secondo ostacolo del percorso base per Robert Smith, nessuna difficoltà. Ora la triplice che misura 1,60 per 1,80. E poi la lunga rincorsa verso il muro. Un po' nervoso Senator Mighty Blue, che poi sfoga la sua carica andando a volare sul 1,80 m. Si qualifica dunque per il primo barrage e ora si ricomincerà con protagonisti assoluti, la triplice e il muro. Soltanto 2 ostacoli. Attendiamo la comunicazione che ci dirà di quanto verranno aumentate le dimensioni di questi ostacoli. E allora vorrei approfittare ancora della presenza di Jerry Smith per tornare sulla Coppa delle Nazioni di ieri. Allora Jerry, è inevitabile la domanda, un malaugurato errore sia nel primo giro che nel secondo, all'ultimo ostacolo, un verticale. Io vorrei sapere da te qual è la motivazione tecnica e se magari c'è qualcosa d'altro, qualcosa che rientra nella sfera psicologica. Ma sicuramente tutte e due forse, anche perché credo che ho provato al primo giro a fare 6 tempi un pochino in avanti come la maggior parte di tutti i cavalieri avevano fatto, e questo si è dimostrato una tattica sbagliata per il mio cavallo e questo poteva magari essere un errore di tecnica. Invece al secondo giro sembrava che andasse tutto bene, anzi sentivo Calo che saltava ancora meglio al secondo giro, ho ripetuto un tempo andare all'ultimo salto e purtroppo è andato giù ancora. Magari se avessi avuto un terzo giro l'avrei fatto con 2 tempi in meno, non lo so. Senti Jerry, tu mi hai anche detto che c'è un'ulteriore spiegazione. Il tuo cavallo, l'Europeana Constantin, è forse più in difficoltà sui verticali che non sui passaggi di sentiero, perché sui larghi comunque, perché ha un modo di saltare, un'elevazione un po' particolare. Sì, in un certo senso hai ragione, perché il mio cavallo quando affronta un verticale alto ha bisogno di avvicinarsi moltissimo nell'area del salto per poter sfruttare un po' di più il posteriore, e se questo non è, siccome ha la bocca un pochino difficile, se questo non è tutto al 100%, chiaro, finché si tratta di un verticale da 1,50 m non è un problema, ma parliamo ieri di verticali da 1,60 m-1,65 m, allora già il problema mi capita più sovente e purtroppo devo trovarci un rimedio, perché credo che l'Europeana Constantin sia un cavallo fantastico e penso che abbia ancora un margine di miglioramento. Certo, poi è un peccato perché sei veramente a un passo dalla perfezione, sei stato impeccabile per tutto il resto del percorso, davvero maledetto con l'ultimo verticale. Sì, Intanto, con un po' più di ecco, fortuna magari l'avrei anche saltato, ci voleva un po', però vabbè, ma magari fossi stato io ancora un po' più concentrato, non lo so. ma la concentrazione credo che ci sia sempre di fronte a un percorso di Coppa. Sì, io penso, forse però, c'è la psicosi di Atlanta e sono iniziati lì i tuoi no, guai. spero proprio che a distanza di un anno questo non ci sia più. Purtroppo anche ad Atlanta mi è successo e vabbè, guarda caso ti risuccede in una gara importante così. Vabbè, insomma, andiamo avanti, io non credo di farla diventare un'ossessione, o prima o poi lo salterò anche, speriamo di non toccare gli altri. Se no, altrimenti diremo a Marcello Mastronardi di mettere il verticale di 1,60 m in apertura. Ma no, ma mettere di un percorso. Oxer, ma mettetemi un muro, mettetemi tutto quello che volete, non è un problema. Ok, a proposito e poi di volevo muro, dare un complimento vivissimo a Guido, che trovo abbia fatto 2 percorsi eccezionali e ci tengo proprio a dirlo, portando la squadra a un ottimo 4° posto, e penso se lo meriti e credo che era giusto lo dicessi. specifichiamo che Guido è Dominici, Guido Dominici, infatti. doppio netto per la sua prima volta a Piazza di Siena in un tracciato di Coppa, doppio netto in sella a Hiller, impeccabile il cavaliere di Carmagnola. In precedenza il regista Roberto Gambuti si era soffermato sul muro, aveva inquadrato gli aiutanti di campo che hanno provveduto a alzarne le dimensioni. Non ho ascoltato
la comunicazione che probabilmente è avvenuta riguardo alle nuove dimensioni dei due ostacoli. Il muro dovrebbe essere stato portato a 1,85 m. 1,95. È a 1,95. 1,95 mi confermi? Ah, e quindi E invece la triplice è 1,65. 1,65 per 1,80 la triplice. Dunque Mastronardi ha voluto calcare un po' la mano, no? È cresciuto il muro di 15 centimetri e non sono pochi. Allora attendiamo in campo il primo binomio, è tedesco, Elmar Gundel su Argot. Avevamo lasciato, eccolo inquadrato, l'abbronzatissimo chef de piste, da oltre 20 anni ideatore dei tracciati del concorso ippico internazionale romano, Marcello Mastronardi. Eravamo arrivati al 1981, l'anno seguente vittoria di uno dei grandi dell'equitazione mondiale. Si è imposto nella categoria di potenza Nelson Pessoa, brasiliano, su Cosville, cavallo che è rimasto nella memoria degli appassionati di sport equestri. Si fa attendere il cavaliere tedesco. Vi ricordo qualificati Elmar Gundel, Francesco Franco, Lorenzo Toscano, Giuseppe Rolli, Philippe Lejeune, Natale Chiaudani, Henk van de Poel, Peter Postelmans e Robert Smith. Una carrellata anche sul pubblico. Intanto vedo che all'interno di quello che può essere considerato un passaggio di sentiero, un largo comunque, è stata formata una gabbia nella quale hanno trovato posto i fotografi per ricavare immagini suggestive di questa categoria di potenza. Eccolo il cavaliere tedesco in sella ad Argot. Ripeto, selezione sulla triplice e sul muro. I vari binomi credo che abbiano a disposizione anche un ostacolo di prova, vero Gerry? Facoltativo. Scusami Claudio? Stavo dicendo che i vari binomi hanno a disposizione un ostacolo di prova prima, facoltativo prima della triplice e del muro. Di solito è così, non so se anche questa Sì, adesso non so se già da questo giro, ma normalmente dovrebbe esserci. Qual è la funzione di questo ostacolo? Ma da entrare col cavallo magari un po' freddo, da riuscire a scaldarlo prima di fare uno sforzo, perché indubbiamente è un grosso sforzo. Saltare una triplice a 1,65 subito a freddo, sì, come primo ostacolo, penso che anche per il cavallo è giusto che scaldi un po' i muscoli e tutto. Una specie di stretching in vista, chiamiamolo così, della fatica più probante. Staziona nella zona della giuria Elmar Gundel. C'è ancora qualche minuto di attesa. E ora mi sembra che abbia ottenuto il via libera, può ripartire. Primo barrage. Argot, cavallo sauro, nato nell'83, di origine tedesca, è nato in Westfalia. Si dirige alla triplice. Lo ricordo ancora, 1,65 m per 1,80 m. Muro a 1,95. C'è errore. 4 le penalità nel primo barrage per Elmar Gundel, un errore per il binomio tedesco. 15 centimetri cominciano a farsi sentire. Ora ci prova Francesco Franco su Junior S, accolto dall'applauso del pubblico. Vediamo ancora il momento dell'errore per Argot. Vedete, impietoso il muro. 4 penalità nel primo barrage. Si volta il cavaliere tedesco per
constatare l'errore. Ed ora Francesco Franco. Per lui piazzamenti di prestigio in diverse categorie in questa 65esima edizione del concorso ippico internazionale romano. È arrivato con i cavalli preparati in modo impeccabile a questo impegno. Abbiamo visto che si è voltato sulla sua sinistra quasi a voler ignorare, a esorcizzare il muro, e c'è errore. Con un pizzico di fortuna poteva anche superare il 1,95 m. Applausi comunque per lui, anche per Francesco Franco. 4 penalità al primo barrage. Credo che Fabretti si sia avvicinato al cavaliere italiano, mentre già in campo Lorenzo Toscano su Union du Taillan. Sì, è proprio così. Intanto Francesco Franco ha dato qualche consiglio a Toscano. Che cosa hai detto a Toscano, Francesco? Prenderlo un po' più piano, il muro io l'ho preso troppo forte. L'ha preso troppo forte, non so se si sono sentite le ultime parole. Sì, si è sentito. Allora eccesso di velocità per Francesco Franco di fronte al muro. Adesso tocca a Lorenzo Toscano, cavaliere siciliano di Catania, al debutto a Piazza di Siena. Francamente non so se Toscano abbia già affrontato in carriera tante categorie di potenza, però c'è l'errore alla triplice, dunque sono già 4 le penalità. Potrebbe però superare il muro e pareggiare i conti con Elmar Gundel e Francesco Franco. E così è, in effetti, incredibile. Probabilmente l'insidia più facile è costata cara a Lorenzo Toscano, che ha superato il muro a 1,95 m. Davvero un peccato. Non c'è ancora per il momento il netto al primo barrage. Lorenzo, peccato davvero per il muro. Il consiglio di Francesco Franco è stato seguito da te molto bene, però per quella triplice. Sì, il cavallo si è appoggiato sull'ultima barriera è andata giù. Mi dispiace perché ha stato veramente bene il muro. Grazie. Giuseppe Rolli con la divisa dei Carabinieri su Fantasy quarta. Giuseppe Rolli, uno dei cavalieri più giovani in gara, è nato nel 1978, nato a Roma ma risiede in provincia di Parma. Per lui debutto internazionale nel 93. Nel 95 ha partecipato al concorso ippico internazionale indoor di Bologna, superata la triplice. E c'è ancora l'errore al muro. 4 penalità per Giuseppe Rolli e Fantasy quarta. Allora, per adesso nessuno è riuscito a superare senza errori i 2 ostacoli, la triplice e il muro. Linea a Fabretti. Giuseppe, mancata forse un po' di esperienza? Sì, forse sì, un po' troppo vicino sul muro. Grazie. Molto onesto anche Giuseppe Rolli. D'altronde non è carino incolpare il proprio saltatore di eventuali errori. Raramente si sente un cavaliere attribuire la colpa di uno sbaglio all'animale. Per il Belgio, Philippe Lejeune su Valisca Forever. Vediamo se sarà questo il primo binomio a qualificarsi per il secondo barrage. Triplice 1,65 per 1,80, muro 1,95. Bene sul primo ostacolo. Philippe Lejeune, nato nel 60, vola sul muro e dunque si qualifica per l'eventuale secondo barrage. Un altro netto, Philippe Lejeune, Valisca Forever.
10 anni, di origine francese. Continuiamo la nostra carrellata sui vincitori delle categorie di potenza Piazza di Siena. Eravamo rimasti all'82, nell'83 una vittoria italiana, Claudio, che è rimasta nella storia. Emilio Puricelli con Pentagon. Scusa se ti interrompo, abbiamo qui Philippe Lejeune molto gentile. Il primo percorso netto, misure molto grandi. No, la misura, il muro va bene, bisogna mettere la distanza giusta dopo avere il cavallo buono che salta e che ha la forza, basta. E la prima potenza che fa, vediamo. Grazie Filippo. Non male, per la prima volta in categoria di potenza ha già superato un muro a 1,95. Natale Chiaudani, nato nel 60, nel 95 medaglia d'argento ai campionati assoluti in sella Rengol de Luynes alla Bagnaia. Ha siglato una categoria qui al concorso ippico internazionale romano con Alicia Della Bride. Il primo piano dedicato a Natale Chiaudani, che ora con Monto va ad affrontare il muro. Ha tardato un po' a convincersi il cavallo prima di affrontare in modo impeccabile il muro. D'altronde Chiaudani aveva anticipato che il suo saltatore aveva già superato 2,20 m. Si qualifica dunque per il secondo barrage. Ed ecco qui Natale Chiaudani. Natale, puntavi molto su Monto, nei giorni scorsi ci dicevi che saltava molto bene. Sì, è un cavallo specialista, sì. Speriamo di andare un po' avanti. Grazie. Ora per l'Olanda Henk van de Poel sull'Europiana Faust Z. Vi ho detto del successo di Emilio Puricelli nell'83 con Pentagon. Emilio Puricelli, appassionato di trotto, anche proprietario di cavalli trottatori, e la scuderia di Puricelli non poteva che chiamarsi Pentagon, appunto in omaggio a questo indimenticabile cavallo. Nell'84 vittoria di François Maty per il Belgio in sella a Otello. E abbiamo il terzo binomio qualificato per il secondo barrage, uno scatenato Henk van de Poel, che monta questo cavallo intero di 10 anni, di origine olandese, l'Europiana Faust Z. Qualificati dunque Philippe Lejeune, Natale Chiaudani, Henk van de Poel, un belga, un italiano, un olandese. Ora un altro rappresentante del Belgio, Peter Postelmans su Tiramisu. Dopo di lui vedremo Robert Smith con Senator Mighty Blue. Naturalmente tutti i cavalieri stanno preparando le munizioni per il Gran Premio Roma di domani, che si preannuncia molto molto combattuto. Non c'è un vero e proprio favorito, anche perché esiste qualche perplessità sull'efficienza di San Patrignano Jolicoeur, il cavallo di Frank Slotak. Seguiamo comunque Peter Postelmans, che ha di fronte a sé il 1,95 m del muro, preferisce partire da fermo. Ha interrotto la rincorsa e poi vedete l'elevazione straordinaria. È il quarto binomio qualificato per il secondo barrage. Attendiamo in campo Robert Smith con Senator Mighty Blue. Dopo la vittoria di François Maty nell'84 con Otello, nell'85
Successo ex aequo per Diego De Riu, Italia, in sella a Fanando, e per Willy Melliger, lo svizzero, con Beethoven. Peter, molto alto sul muro. Sì, penso che saltava alto, aveva una super sensazione, penso che saltava alto. Molto, molto. Molto, sì. Speriamo bene. È la prima volta, ha aggiunto, forse non si è sentito. È dunque un altro debuttante in categoria di potenza, e vi avevo già annunciato che gli specialisti ormai sono rimasti pochi. L'unico specialista vero, almeno a sentire il cavaliere che lo monta, è il cavallo di Natale Chiaudani. Si qualifica anche Robert Smith e dunque avremo un secondo barrage a 5. Philippe Lejeune, Natale Chiaudani, Henk van der Poel, Peter Postelmans e Robert Smith per la Gran Bretagna. Adesso invito anche Jerry Smith e Alessandro Fabretti ad ascoltare l'annuncio delle nuove dimensioni dei due ostacoli. Continuiamo a vedere quanto è successo negli anni precedenti, intanto rivediamo anche una fase del passaggio sul muro di Robert Smith e Senator Mighty Blue. Nell'86 vittoria per Otto Becker, cavaliere tedesco, su Condino, ex aequo con il connazionale Willibert Melkhoff su Wabs. Nell'87 Boris Bohr, Austria, su Vancouver, e ancora Willibert Melkhoff per la Germania con lo stesso Wabs, che poi centrerà nell'88 un tris di assoluto prestigio, questa volta in solitudine, vincitore assoluto. Ci si ripara dal sole, smentita la tradizione che vuole il concorso romano frequentato dalla pioggia, anche se per la verità nella giornata inaugurale qualche spruzzo c'è stato. Claudio? Sì. Allora, sono arrivate le misure. La triplice 1,70 m e il muro è stato alzato di altri 10 cm, si è arrivati a 2,05 m. Prendo nota, triplice 1,75 per 1,80, muro a 2,05 m. Vorrei chiedere a Jerry Smith, in base a quello che ha visto fin qui, secondo lui di questi 5 binomi quanti sono attrezzati per superare il muro a 2,5? Prima di lasciare il microfono a Jerry ti volevo dire che 1,70 m e non 1,75 m. 1,70 m. Perfetto, adesso il microfono a Jerry. Ma da quello che ho visto io penso che Natale è veramente, io credo sia il favorito per questa gara. Da come ha saltato il muro l'ultima volta penso che sia uno veramente dei favoriti. Poi ho visto bene Loro Piana Faust, che anche per lui è la prima volta in assoluto per una gara di potenza, e credo che i due lì se la giocano un pochino. Senti Jerry, c'è anche un diverso modo di avvicinarsi all'ostacolo, c'è chi preferisce scoprirlo magari all'ultimo, chi invece lo fa intravedere subito dopo la piegata. Vabbè, io penso che quelli che montano la potenza per la prima volta penso che vadano un po' a sensazione e avranno fatto uno studio prima, cioè in base al loro cavallo avranno fatto qualche calcolo, ma invece ci sono i veri e propri specialisti che più o meno sanno già in che modo saltano al meglio, su che galoppo. Per esempio Peter Postelman, se avete visto, è uno che parte sempre sul galoppo sinistro, si ferma al trotto, cambia di galoppo perché il suo cavallo evidentemente ha più spinta su quella gamba lì, e invece gli altri vanno sul galoppo destro. Insomma, ognuno ha un po' la sua tattica in base al cavallo, naturalmente. Dunque i magnifici 5 che daranno vita al secondo barrage: 1,70 per 1,80 la triplice, 2,05 m il muro. Eravamo rimasti all'edizione 88, nell'89 ancora colori italiani in auge, Roberto Arioldi con Loro Piana Lagan Bridge, parità con Ludger Beerbaum, la medaglia d'oro individuale di Barcellona. Il cavaliere tedesco montava Valentina. E poi comincia l'epoca di Frank Schlotak, a bersaglio nel 1990 con Lancelo. Nel 91 Frank, campione del mondo in carica, si è imposto con Golo. Poi nel 92
Dirk Demersman per il Belgio, Bocha, e Bruno Scolari ex aequo con Sachmo. Tu Jerry te lo ricordi bene Sachmo, un cavallo molto simpatico, no? Sì, Sachmo era un cavallo molto simpatico, è partito qua anche lui come debuttante in potenza e poi si è rivelato un professionista in questo mestiere, anche perché tutti gli anni che l'ha fatta ha sempre vinto dei gran bei soldi, saltando sempre oltre i 2,10. Il primo ad affrontare il secondo barrage sarà Philippe Lejeune con Valiska Forever. Philippe Lejeune ha debuttato in Coppa delle Nazioni nel 1980, campione nazionale belga nell'84. Nel 95 ha partecipato alla finale di Coppa del Mondo, si è classificato ottavo, poi sesto individuale e quinto con la squadra ai campionati europei. Philippe Lejeune, Valiska Forever. Vi ricordo che il programma odierno è molto intenso. Vi ho già detto del premio Pincio categoria tempo, siglato da Roger Yves Boss per la Francia in sella Bayardel nei confronti di Francesco Bussu, secondo con Suzy Tu. Poi è prevista anche una categoria mista, stiamo seguendo la categoria di potenza. In notturna, sotto le luci dei riflettori, la seconda manche della Coppa del Presidente per squadre di giovani rappresentative regionali. 2,05 m il muro. Stupendo anche questo salto. Si qualifica per l'eventuale terzo barrage, ha superato 2,05 m. Due cavalieri belgi, un italiano e un inglese, ancora in corsa per il titolo nella prestigiosa categoria di potenza. Claudio? Sì. Intanto Philippe Lejeune ha saltato anche l'ostacolo numero 1 che è facoltativo. Perché ha saltato l'ostacolo numero 1? Perché adesso la triplice è molto largo e alto e venire freddo così subito su quella triplice è un po' chiedere difficoltà ai cavalli. È più facile per loro di far saltare l'oxer numero 1. Grazie a Filippo. L'avevamo anticipato e è arrivata la conferma di Philippe Lejeune. Ora Natale Chiaudani. Natale Chiaudani che si è già tolto una bella soddisfazione con Alicia della Bride e ora con Monto va ad affrontare i 2,05 m del muro. E c'è purtroppo errore. Jerry Smith purtroppo ha fallito il suo pronostico, dunque si ferma qui l'avventura di Natale Chiaudani e di Monto. 4 penalità al secondo barrage. Per ora il leader è Philippe Lejeune con Valiska Forever. Adesso per l'Olanda Henk van der Poel, loro piana Faust Z, cavallo intero Natale. di bel modello. Vai Fabrizio. Natale, peccato perché l'ostacolo l'hai sfiorato, forse troppo vicino. Sì, la distanza trovo che fosse abbastanza buona, ma l'ultimo galoppo mi ha un po' fregato la taglia. Il cavallo è piccolo ma la galoppata è immensa. Ti sei voltato, pensavi non fosse caduto. Beh, ho sperato nella buona sorte, non c'è stata. Henk van der Poel è nato ad Eindhoven nel 67. Il suo cavallo di punta è Juriquilla, che è presente qui a Roma, figlio di quell'allevamento olandese molto apprezzato. C'è l'errore per lui al muro, dunque Claudio Van der Poel. Sì, vai Jerry. non chiedermi più pronostici.
anche perché secondo me mi aspettano fuori tutti e due. Mi dispiace moltissimo. Beh, comunque loro Piana Faust era la sua prima impresa, così penso si sia comportato egregiamente. Beh, Jerry, comunque soltanto chi fa pronostici li può sbagliare. Non abbiamo ovviamente la palla di vetro. Un cavallo che ha già Natale. superato. Mi dispiace moltissimo per Natale perché il suo cavallo sono convinto che poteva andare molto più in alto, l'ha già dimostrato Sì, in altre occasioni ed è un vero peccato perché D'altronde il fatto che un saltatore abbia superato 2,20 m non significa necessariamente che sia in grado di affrontare queste altezze sempre e comunque. Può esserci anche la giornata storta. Per arrivare a quelle altezze bisogna essere ovviamente al massimo della condizione. Esatto. E bisogna che ogni cosa vada per il verso giusto. Siamo proprio ai limiti, lo ricordiamo, anche se alcuni cavalli hanno superato anche 2,30 m, però si tratta di eccezioni. Un grande specialista era Adam, lo ricordiamo, affiatato con Filippo Mojerson. Il cavaliere italiano non si è qualificato per questa edizione di Piazza di Siena. Assenti anche Roberto Arioldi, Duccio Bartalucci, Giorgio Nuti che ha rinunciato all'ultimo momento. A proposito di tattiche, vediamo quella di Peter Postelmans che vola incontro al muro e avremo il terzo barrage. Si qualifica anche Peter Postelmans sul tiramisù. Qualificati dunque Philippe Lejeune e Peter Postelmans fino a questo momento, ma ha saltato molto bene in precedenza anche Senator Mighty Blue con Robert Smith, figlio maggiore del grande Harvey, padre di 2 figli, sposato con Leanne, vive a Bishop Stortford nella contea di Hereford. Nel 79 si è laureato come più giovane vincitore della Coppa King George V del Royal International Horse Show, successo poi ripetuto nel 1988. È uno specialista delle categorie di potenza perché si è già imposto 5 volte in gare di potenza. Robert Smith che proprio recentemente ha perduto un saltatore importante, si qualifica, alludevo ovviamente a Big Time, si qualifica Robert Smith, dunque avremo un terzo barrage a 3. Philippe Lejeune per il Belgio, ancora un belga Peter Postelman e poi per la Gran Bretagna Robert Smith. Continuiamo la nostra carrellata di vincitori. Eravamo arrivati al 93 con un altro successo, il terzo per Frank Slotak, questa volta con San Patrignano Mister. Nel 94 a bersaglio Nick Skelton, inglese, con Limited Edition Everest. Al secondo posto Valerio Sozzi con Liberty. Nel 95 vittoria per Filippo Mojerson, Loro Piana Royal Intrigue, Frank Slotak ex aequo con San Patrignano Mister e anche Giorgio Nuti con Igloo. Ho già ricordato lo scorso anno François Maty per il Belgio con Kel Plantero, poi in seconda posizione Lars Pedersen per la Danimarca con Zermatt, in terza posizione Natale Chiaudani con Ugi. Mi pare di aver sentito che il muro è stato portato a 2,15 m. Non ho ascoltato le dimensioni della Claudio, triplice. Sì. È proprio così, allora il muro a 2,15 m, la triplice è rimasta invariata. Intanto abbiamo chiesto prima a Robert Smith se ci poteva dire qualcosa di più del suo Senator Mighty Blue e ci ha detto che l'ha montato una volta sola per una gara di potenza. Abbiamo chiesto quanto può arrivare in alto, lui ci ha risposto, ho provato a chiederlo, non mi ha risposto. Dobbiamo aspettare allora l'esito di questa gara. Va bene, allora continua questa eliminazione spietata. Al secondo barrage si sono arresi Natale Chiaudani ed Henk van de Poel. Abbiamo ancora un tris, Philippe Lejeune,
Peter Postelmans, Robert Smith. Il primo a esibirsi sul muro a 2,15 m sarà proprio il belga Philippe Lejeune. Tutto è pronto e ora a 2,15 m Philippe Lejeune È già in campo. Una giornata lunga per Waliska Forever, cavalla di origine francese, nata nell'87, figlia di Narcos II. Philippe Lejeune ha partecipato per 3 volte ai campionati europei, è stato argento nazionale nel 1993. Per lui 42 presenze in Coppa delle Nazioni, dunque cavaliere di provata esperienza. Philippe Lejeune deve fare i conti con la triplice che è rimasta inalterata, 1,70 x 1,80 m, e quindi il muro 2,15 m. Allacciate le cinture e c'è errore. Errore al muro per Philippe Lejeune, dunque 4 penalità al terzo barrage. E adesso ci proverà Peter Postelmans con tiramisù. Sono rimasti in gara 2 cavalli grigi e un baio. Claudio? Sì. I cavalieri, come vedi, non escono più dal campo di gara, però proviamo a chiedere a Jerry Smith quale può essere stato l'errore qui al muro, al di là dell'altezza naturalmente. Ma io penso, come dicevo prima, è la prima volta che questo cavallo affronta un muro di questa entità e credo che l'errore ci possa stare. Ci possa anche stare. Io credo che un cavallo deve anche imparare ad affrontare certe altezze, perché cambia tutto rispetto a un ostacolo semplice. È bello vedere le varie tattiche di ogni cavaliere, anche perché non possono più uscire dal campo. Abbiamo visto Robert Smith che è sceso da cavallo, ha tranquillizzato il suo cavallo, invece mentre gli altri tranquillamente sono rimasti a passeggiare. E sono tutte pre-tattiche e come dicevo appunto anche Peter Postelmans che riparte col galoppo sinistro e passa infatti. Un po' di fortuna per Peter Postelmans, che dunque si qualifica per l'eventuale quarto barrage, superato il muro a 2,15 m con tanta fatica, e vediamo ora se Peter Postelmans sarà il vincitore della categoria di potenza o se dovrà sottoporre il suo tiramisù a una fatica supplementare per continuare il duello con Robert Smith e con Senator Mighty Blue, cavallo veramente possente, dalla morfologia importante, un monumento, fra l'altro presentato in una condizione superba. Non bisogna comunque sottovalutare la triplice, superata da Robert Smith, che cerca di rendere dura la vita a Peter Postelmans. Qualche segno di nervosismo per Senator Mighty Blue, che fa le bizze, 2,15 m, è superato. Fortunato anche questo binomio, però grandi applausi, il pubblico si diverte, apprezza lo sforzo di cavalli e cavalieri, e dunque avremo il quarto barrage se naturalmente i due cavalieri non si metteranno d'accordo per dividere la vittoria. Vediamo ancora questa immagine con lo sforzo estremo di Senator Mighty Blue a 2,15 m. Claudio? Sì. Credo che si fermeranno qui, no Jerry? Almeno stando a vedere il gesto che ha fatto Peter Postelmans con la mano, ha fatto un cenno, come dire, ho paura, e quindi vediamo un po'.
Ma più che No, paura non credo che si tratti di paura. di rispetto per il cavallo, certamente. Più in là di così non è forse consentito andare. I due cavalli hanno superato 2,15 m, ma hanno dimostrato che proprio si trovavano ai limiti. Stiamo a sentire cosa accade. Credo che invece Fabretti sia previsto un quarto barrage, se non sbaglio. Pronto? Sì. Non credo facciano il quarto barrage, credo che abbiano optato tutte e due per Allora per fare puntualizziamo, l'exequo. la giuria ha dato il via libera, mentre i due cavalieri potrebbero accordarsi per finire qui la loro fatica. Si stanno definendo adesso gli ultimi particolari. Ecco, voi siete lì in zona, potete chiedere a uno dei Sì. due cavalieri che cosa intendono fare? Ci proviamo. Adesso vedete il personale di servizio sta provvedendo a riallestire il muro. Che cosa farete? Andate avanti? Sentiremo dal dottor Mastronardi la difesa. Ci ha chiesto di aspettare un secondo. Pensiamo che non andiamo perché i cavalli devono saltare tanto e questi non sono cavalli tipici che sono portati solo per le potenze, sono cavalli che fanno anche le altre gare. E allora domani c'è un altro giorno, c'è una gara di 6 barrieri, c'è tutto e pensiamo che... L'exequo va bene. Mi dispiace per il pubblico, mi dispiace davvero, però... Rispetto per il cavallo. Sì, dobbiamo pensare ai nostri cavalli, hanno saltato bene, hanno fatto un sforzo, hanno saltato un muro di 2,15, allora penso che va bene. Ringraziamo Peter Postelman e gli facciamo comunque i complimenti per la misura superata. Attendiamo comunque l'ufficialità di questa scelta. Vi ricordo dunque in questo caso vittoria ex aequo per Peter Postelmans, Belgio, Tiramisu, e per Robert Smith, Senator Mighty Blue. In terza posizione, 4 penalità al terzo barrage, il belga Philippe Lejeune con Waliska Forever. Attendiamo ancora la comunicazione ufficiale. Nonostante la giuria abbia deciso di dare luogo al quarto barraggio, ci viene data una comunicazione dal campo prova che Peter Postelmans e Robert Smith preferiscono E dunque i due cavalieri hanno optato per interrompere la gara. C'è qualche fischio del pubblico, ma io sono perfettamente d'accordo con questa decisione, perché al di là di queste misure è veramente difficile andare. Hanno già concesso sufficiente spettacolo questi binomi. Vittoria dunque per Peter Postelmans e per Robert Smith. In precedenza è stata disputata una categoria a barrage, una categoria mista, e abbiamo l'opportunità, con l'aiuto del regista Roberto Gambuti, di andare a vedere cosa è successo proprio in questo barrage. Ma comunque sia va rispettata la scelta di Postelman all'inizio del barrage. Dunque è tutto pronto per il barrage del premio Aeroporti di Roma, una prova mista, 48 binomi al percorso base, 13 qualificati per il barrage. Un episodio conclusivo che si effettuerà sui 7 ostacoli predisposti dallo chef de piste Marcello Mastronardi. Si comincia con il numero 12, che è un passaggio di sentiero 1,50 m per 1,60 m, poi il numero 1 del percorso base, un altro largo a barriere pari 1,40 m, quindi il numero 13 un verticale di 1,50 m, il 14 identico, un verticale di 1,50 m, poi secondo e terzo elemento di quella che originariamente era una doppia gabbia 7B e 7C. Si tratta di un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 m, in uscita un verticale di 1,50 m, poi il numero 8 che è un verticale su fosso 1,50 m. La lunghezza del tracciato è di 270 metri, il tempo massimo di 47 secondi, il tempo limite di 94 secondi. Si qualificano dunque per questo barrage i 13 binomi che hanno ottenuto percorso netto
al giro base. Un errore per il primo binomio in campo, Marcello Carraro su Fioretta, una femmina dal mantello Baio, nata nel 1987, di origine olandese. Buona comunque la prestazione di Marcello Carraro, qualcosa più di un dilettante, gareggia praticamente sempre coi professionisti e spesso li mette in fila. Marcello Carraro e Fioretta, 4 penalità al barrage. E ora tocca a Willy Melliger per la Svizzera con Calvaro quinto. Claudio? Alessandro Fabretti a bordo campo. Allora proviamo a sentire Marcello Carraro. Ha rischiato un errore di troppo. Com'è il percorso in questa seconda manche, in questo barrage? Ma avevo deciso di rischiare, anche se non troppo. Purtroppo quel muro mi è stato fatale anche l'altro giorno, si vede che non è il mio ostacolo fortunato. Come percorso? Un percorso bello, sì, molto bello. Grazie Marcello Carraro. Willy Melliger e Calvaro, abbiamo già parlato diverse volte delle dimensioni, della struttura di questo castrone grigio di 11 anni, di origine tedesca, un Holsteiner, cavallo dalla molle smisurata. Willy Melliger è nato nel luglio del 1953, ha vinto il suo primo campionato nazionale nel 74, un doppio netto per il binomio svizzero in 35 e 74. 35 e 74 è un riferimento cronometrico importante, perché vi ricordo, in questo barrage, in caso di ulteriore parità di penalità, classificherà il tempo impiegato nel barrage. Sia Fioretta che Calvaro hanno viaggiato a una media quasi identica, 35,67 per Fioretta, 35,74 per il grigio di Willy Melliger, che è il leader provvisorio. Doppio netto per questo binomio inossidabile, affiatatissimo. Intanto per gli Stati Uniti è già in campo Margie Goldstein, in sella Eden Creeks Alvaretto, un castrone sauro nato nel 1986. Stati Uniti sugli scudi in questa 65esima edizione del concorso ippico internazionale di Roma. Hanno vinto a mani basse ieri la Coppa delle Nazioni, terminando con uno 0 rotondo che ha portato 100 milioni di montepremi alla squadra americana e poi un'aggiunta di 200 milioni per aver concluso con 0. Intanto avete visto la difficoltà per Eden Creeks Alvaretto. Margie Goldstein era partita a sprombattuto per cercare di insidiare Calvaro e Willy Melliger. Sono già 7 le penalità, frutto di un errore agli ostacoli e un rifiuto. Va comunque a completare il proprio percorso bene sul verticale di tavole e barriere. 7 penalità nel tempo di 38 e 14. Nel tempo di 38 secondi e 14. E adesso tocca a Elmar Gündel in sella ad Argot per la Germania, un cavallo nato nel 1983 in Westfalia. Gundel Elmar è nato nell'aprile del 56, nel 90 settimo posto nel Gran Premio di Coppa del Mondo di Helsinki. Nel 94 ha vinto il Gran Premio di Neumünster, per lui 15 gettoni in Coppa delle Nazioni. Una Germania ieri in Coppa abbastanza deludente, ma dobbiamo considerare che non si trattava della prima squadra tedesca, una squadra oltretutto orfana del campione del mondo in carica Frank Schlotak, costretto a vedere la Coppa dalla tribuna perché il suo Joli Coeur di San Patrignano ha avuto qualche guaio durante il viaggio, il trasporto in van. Non ha gareggiato nei primi giorni, intanto c'è errore per il cavaliere tedesco. Vi dicevo di Joli Coeur, che è stato tenuto
precauzionalmente a riposo nei primi giorni di gara, poi in mattinata si è esibito in un percorso d'assaggio e probabilmente domani sarà schierato da Frank Slotak nel Gran Premio Roma, prova individuale di maggior prestigio che conclude questa 65esima edizione del concorso ippico romano. Sono 14 le penalità per Argot, scusate 4, Elmar Gundel 4 penalità nel tempo di 31,27, era nettamente il binomio più veloce, però ovviamente chi vuole rischiare va incontro alla possibilità di commettere errori agli ostacoli. E ora le telecamere dell'esterna 1 di Bari, guidate dal regista Roberto Cambuti, si soffermano sul cavaliere neo entrato in campo. Si tratta del belga Peter Postelmans su Malubé, squadra belga altrettanto deludente ieri in Coppa. Questa categoria mista è intitolata agli aeroporti di Roma, che stanno facendo un grande sforzo soprattutto in vista dei prossimi imminenti impegni che attendono la capitale, come il Giubileo e perché no le Olimpiadi probabili del 2004, stanziati addirittura 1200 miliardi per rendere più internazionale, più confortevole soprattutto l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Pensate che oggi l'aeroporto ospita annualmente 24 milioni di passeggeri, intorno al 2000 l'affluenza è stimata nell'ordine dei 30 milioni. Torniamo alla gara con Peter Postelman, già un rifiuto per Malubé, poi la replica con un errore agli ostacoli, bene sul verticale in bianco e rosso. Vi ricordo che l'unico successo azzurro in questa edizione del concorso romano, sono 7 intanto le penalità per Postelmans. Dicevo, l'unico successo azzurro è stato garantito da Natale Chiaudani, e ora uno dei cavalieri azzurri più in forma. Si tratta di Francesco Franco in sella a Diamond Field. Nel percorso base va sottolineata anche la prestazione di Massimiliano Baroni in sella Special Edition Fise, che non ha commesso errori agli ostacoli, però è in corso in una penalizzazione per aver superato il tempo massimo, mezza penalità, un niente che però ha impedito al cavaliere pisano di accedere a questo barrage. Francesco Franco in sella Diamond Field per l'Italia. Diamond Field è nato nell'85, cavallo di origine irlandese. Francesco Franco ha già ottenuto in questo concorso romano alcuni piazzamenti di prestigio, secondo nel premio Campidoglio. Intanto vedete qualche problema per il binomio azzurro, in sella Glenda alle spalle di McLean Ward con Elmo. Comincia a farsi sentire anche la fatica di 3 giorni di gara ad altissimo livello. Francesco Franco quarto anche nella prova mista della prima giornata, alle spalle di McLean Ward, di Robert Smith e di Manuel Watson, proprio con Diamond Field. Sono 7 le penalità per il binomio azzurro in 39 e 99. Claudio, sì, proviamo a vai, chiedere a Francesco Franco cosa possa essere successo. Ho girato un po' troppo in fretta, il cavallo non se l'aspettava e alla fine capita. Fagli comunque i complimenti, Sandro. Comunque complimenti, è scappato, però io gliel'ho fatti. Uno dei cavalieri più grintosi per quanto riguarda gli azzurri in questo concorso. E adesso tocca a Lorenzo Toscano in sella a Savi Transport Latakia, una femmina dal mantello Sauro nata nell'84 di origine belga.
Si tratta di un cavaliere siciliano catanese nato nel 69. Ha debuttato in concorso internazionale nell'86 in casa, praticamente a Palermo. È un debuttante di Piazza di Siena, per lui una buona soddisfazione aver raggiunto il barrage di questa categoria, ma sono già 8 gli errori collezionati da Toscano. Rimangono 8 nel tempo di 36,41. Forse abbiamo la possibilità di proporre anche la classifica provvisoria con al comando doppio netto in barrage. Claudio, Willy intanto proviamo a Melliger. sentire Sì. Lorenzo Toscano, complimenti anche a lui per questo debutto a Piazza di Siena e la soddisfazione del barraggio. Grazie. La cavalla ha saltato molto bene il primo giro, ho toccato, forse sono arrivato troppo forte sul numero 2 e mi ha fatto un errore. Ci hai provato, insomma? Sì, ci ho provato. Grazie Toscano. Da battere dunque, come vi dicevo, il 35,74 in caso di percorso netto, ragguaglio appartenente a Willy Melliger e a Calvaro Quinto, che notoriamente non è uno dei saltatori più veloci, però sa farsi rispettare anche perché la sua falcata è imponente, sembra un cavallo piuttosto statico, molto rispettoso sugli ostacoli, non brillantissimo, e invece Calvaro riesce sempre a figurare fra i primi. Grande macinatore il grigio di Willy Melliger. Intanto in campo Philippe Rosier per la Francia in sella Flyer. Abbiamo già visto 2 errori per il binomio francese e non è un buon percorso quello di Philippe, figlio d'arte, figlio del grande Marcel. Flyer conclude la sua prova con un ritiro, è un cavallo intero di origine francese, nato nel 1988. E adesso tocca a Eric Vauter su Calif per il Belgio. Dopo questo binomio vedremo in campo per l'Olanda Henk van de Poel e Loro Piana Faust Z, quindi Anne Kursinski in sella Ferina, Gianni Govoni per l'Italia con Lianos, Robert Smith con Night Blue. In totale 13 binomi qualificati al barrage. Eric Vauter e Calif, cavaliere nato nel maggio del 52, è un uomo polivalente, si diletta anche in campo giornalistico, è allevatore, cavaliere, molto poliedrico. Ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco nel 72, poi ai Giochi di Montréal, presente anche ad Atlanta, terza Olimpiade con Bonamy, 13° posto nella competizione a squadre per Eric Vauter, che ha già commesso un errore, 4 le penalità. Dunque non si tratta di un percorso facilissimo, soprattutto se affrontato a ritmi competitivi. Chi vuole gareggiare per il primato ovviamente si deve esporre a dei rischi. Sono 8 le penalità per Eric Vauter e Calif. Sempre leader Willy Melliger con Calvaro. È già entrato in campo Henk van de Poel con Faust Z, cavallo intero dal mantello Sauro, nato nel 1987, di origine olandese. Olanda seconda a pari merito con la Francia nella Coppa. Una Coppa che in ottica italiana può essere valutata abbastanza positivamente. Una squadra azzurra dai 2 volti, un po' incerta, emozionata e impacciata nella prima manche, che fra l'altro tecnicamente era la più semplice, poi ostacoli ritoccati e buona prestazione degli azzurri, che avevano rischiato addirittura di essere esclusi dalla seconda manche, poi invece si sono classificati quarti, a una sola barriera da Olanda e Francia.
con un secondo giro di tutto rispetto. In particolare merita un plauso Guido Dominici, doppio netto con Hiller. Intanto abbiamo un altro doppio netto, quello di Henk van de Poel per l'Olanda, 28,98, è il nuovo leader. (28,98) è il nuovo tempo da battere per chi vorrà giudicarsi questa categoria. Vai Fabretti. You have a very good time. Yeah, he was very fast. And, okay, What do you hope for the winner now? I think I'm fast, but it's possible to go faster. Grazie, dice che è andato molto veloce, ma si può andare ancora più veloci secondo lui, quindi bisogna aspettare fino all'ultimo concorrente. E vedremo chi ci riuscirà a far meglio di Henk van de Poel. E probabilmente immediata è l'insidia portata da Ann Kursinski in sella ferina, una femmina dal mantello sauro di 10 anni, di origine olandese, amazzone di ghiaccio. Primo posto in coppa ieri ovviamente Ann Kursinski, che intende replicare un'impresa che ha già in carniere la conquista della Coppa delle Nazioni qui a Roma e del Gran Premio in programma domani, lo ha dichiarato apertamente e sarà fra i favoriti. E avete visto subito dall'inizio, dalla partenza lanciata di Ann Kursinski, che sta puntando alla vittoria e sbaglia su questo ostacolo con le torri. Prime 4 penalità per Ann Kursinski, che va a concludere in 28,77, era la più veloce. Peccato per quell'errore, perché l'amazzone americana si sarebbe imposta, o perlomeno avrebbe scavalcato il leader Henk van de Poel. Ancora 2 binomi al termine, adesso tifiamo Italia con il percorso di Gianni Govoni e Lianos, un castrone baio di 10 anni nato in Germania, binomio sostenuto dall'applauso del pubblico. Gianni Govoni, protagonista a ripetizione su questo palcoscenico sul verde di Piazza di Siena, lo ricordiamo anche secondo nel Gran Premio Roma alle spalle di Frank Slotak. Anche lui ci sta provando. Avete visto la girata a mano destra repentina per affrontare il passaggio di sentiero in bianco, giallo e nero. Bene anche sul verticale che era costato caro ad Ann Kursinski. Parte conclusiva del percorso per Govoni, un occhio anche al cronometro, superata la gabbia, 29, 30 e 44. Non ce la fa, comunque applausi per il percorso netto di Gianni Govoni, che si colloca in seconda posizione, è più veloce di Calvaro, Lianos, ma è più lento rispetto all'Europeana Faust Z. Lianos è un cavallo che appartiene al commissario tecnico della squadra azzurra Vittorio Orlandi, che sarà soddisfattissimo di questo tracciato. Nuova classifica dunque, Henk van de Poel, Olanda al comando nei confronti di Gianni Govoni, Italia con Lianos. Ed eccolo qui Gianni Ultimo Govoni. binomio, vai Fabretti. Ed eccolo qui Gianni. Gianni, avresti potuto rischiare qualche cosa di più forse secondo te? No, sono contento così. Non ho forzato, ma non più di tanto, pensando al Gran Premio di domani. Grazie Gianni Govoni. Ultimo binomio, dicevo, Robert Smith con Night Blue, cavaliere inglese, un altro figlio d'arte. E certamente Henk van de Poel seguirà con grande attenzione il percorso di Robert Smith, cavaliere che certamente È nato il 12 luglio del 61. 28 secondi e 98 vi ricordiamo il risultato di Henk van de Poel. Cavaliere di tutto rispetto. Nel 79 è entrato nella storia della prestigiosa Coppa King George V del Royal International Horse Show, più giovane vincitore, Harvey Smith. Scusate, Robert. Harvey era il padre, grandissimo cavaliere, e purtroppo c'è errore, quindi la vittoria va a Henk van de Poel, un errore poi replicato da Robert Smith
che va a concludere il proprio percorso, e dunque salutiamo con soddisfazione anche il secondo posto di Gianni Govoni. Robert Smith 30,85 non si sarebbe comunque portato in vantaggio, e dunque il premio Aeroporti di Roma è stato vinto da Henk van de Poel su loro Piana Faust Z per l'Olanda, percorso netto al barrage in 28,98. In seconda posizione per l'Italia Gianni Govoni, Lianos, poi Willy Melliger e Calvaro, Ann Kursinski e Ferina, Elmar Gundel su Argot per la Germania, poi ancora un ottimo Marcello Carraro con Fioretta, Margie Goldstein per gli Stati Uniti con Eden Scrick Salvaretto, Francesco Franco sempre fra i primi in sella Diamond Field, poi Peter Postelmans per il Belgio con Maloubet e Rivoter, un altro belga, in sella a Calif. Alle 20:30 dalla seconda manche della Coppa del Presidente, gara la quale è riservata. Bene, torniamo nuovamente in diretta, siamo in chiusura di collegamento, vi abbiamo proposto la spettacolare categoria di potenza e anche l'altra categoria della giornata, una prova a barrage. Vi ricordo che il programma notturno prevede la disputa della seconda manche della Coppa del Presidente, una gara a squadre per giovani, per rappresentative regionali. Domani gran chiusura della 65esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. L'appuntamento televisivo è per le ore 19, vi proporremo una sintesi del attesissimo Gran Premio Roma. La chiusura definitiva, ufficiale, tradizionale in serata con l'ormai consueto carosello dei carabinieri. Ringrazio l'esterna 1 di Bari, il regista Roberto Gambuti, il collega Alessandro Fabretti, e restituisco la linea. Seconda manche alla quale si sono qualificati 15 binomi, 7 concorrenti hanno già preso il via. Robert Smith il suo totale 4,25, Frank Slotak il suo totale 4, quindi McLean Ward 12 punti di penalità nel totale, Eric Voter 8, Ludo Philippers 4 punti di penalità come Paul Esterman Svizzera, e quindi Gunther Goskowitz per la Germania, 12 penalità. Adesso noi vediamo l'entrata in campo di Michel Robert per la Francia. Grande esperienza per lui, 39 anni, ha cominciato a montare all'età di 7 anni. Nel 96, lo ricordiamo, a Piazza di Siena, vincitore della Coppa delle Nazioni insieme alla sua Francia in sella a Vendée. Monta oggi a Oleto un castrone baio di 9 anni, C'est Français, quest'anno proprio in sella a Oleto, conquistato il secondo posto proprio in Coppa delle Nazioni. Primo giro un percorso netto per lui, secondo giro un ostacolo abbattuto, dunque 4 penalità, a parte anche in questa seconda manche del Gran Premio con le 4 penalità della prima manche. Un terreno di gara che ha tenuto davvero splendidamente. 5 giorni di gare non sono pochi. Solo sfiorato quel verticale. Ancora un rischio, si affronta la doppia gabbia, un tempo tra un elemento e l'altro. Molto preciso, buono anche il ritmo, ricordiamo ancora tempo massimo 51 secondi, tempo limite 102 secondi. Ultimo ostacolo, un largo per Michel Robert, che conclude la prova con un netto agli ostacoli, ma uno 0,25, dunque un quarto di penalità per aver superato il tempo massimo che avevamo appena ricordato essere di un 51 secondi, dunque 0,25 da segnare e 4,25 il suo totale per una quarta posizione provvisoria. E adesso partiamo dai percorsi netti, almeno agli ostacoli, con Giuseppe Rolli. Una bella soddisfazione per lui, per questo cavaliere che proprio nel giorno del suo 19° compleanno è riuscito a qualificarsi, e come, per la seconda manche del Gran Premio Roma.
accolto anche lui da un lunghissimo applauso. Giuseppe Rolli che monta Lord Arico, un castrone baio di 12 anni di nazionalità tedesca. Con questo cavallo, che ha comprato solo in questa stagione, ha ottenuto un buon piazzamento nel Gran Premio di Monte Carlo. Ricordiamo, nel 96 ha vinto 2 prove internazionali di classe A Düsseldorf e a Verona. Un giovanissimo Giuseppe Rolli. Nel CSI Young Rider di Migliarino ha vinto il Gran Premio con Jolente e una prova con Giacarla. Ma seguiamo la prova di Giuseppe Rolli. Che affronta bene il verticale. Anche sul verticale di 1,60 m, peccato l'errore proprio con il posteriore, affronta la doppia gabbia, un altro errore, peccato. Ultimi 3 ostacoli per lui, siamo già però a 8 penalità. Comunque positiva la prova di Giuseppe Rolli, che paga anche 0,75 per aver superato il tempo massimo, e dunque 8,75 da aggiungere all'1,50. Il totale dovrebbe essere 10,25. La matematica non è un'opinione. 10,25 ancora le fasi rallentate dell'errore proprio nel secondo elemento della doppia gabbia, il verticale. E dunque Giuseppe Rolli fino a questo momento in 7ª posizione. La conferma arriva anche sui vostri teleschermi graficamente. Immagini che ci vengono offerte dall'Esterna di Bari e dall'RVM di Napoli per la regia di Roberto Gambuti. Ancora con il numero delle penalità dopo la prima manche. Adesso avremo in campo i 2 concorrenti con un solo quadro. Anche l'Esterna di Bolzano lavora insieme a noi in questo concorso ippico internazionale. E adesso è la volta di Thierry Pommel per la Francia. Monta Tor de Chêne, castrone baio, nato nel 1985, Saint Français, secondo proprio in sella a questo cavallo in Coppa delle Nazioni qui a Roma. Thierry Pommel ha 30 anni. Nel 96 ha preso parte a 8 Coppe delle Nazioni. I suoi successi sono stati conquistati sempre in Coppa, soprattutto in sella a Tor de Chêne, il suo cavallo di punta. (0,25) le penalità nella prima manche, uno netto agli ostacoli, un quarto di penalità per aver superato il tempo massimo che nella prima manche era di 80 secondi. Thierry Pommel aveva tagliato il traguardo con 80,67, quindi sfortunato. Comunque davvero una splendida prova per lui e per il suo Tor de Chêne. Sei tempi prima di affrontare la doppia gabbia. Molto bene. Affronta adesso il verticale, ostacolo numero 16, quindi ancora un verticale, tavole e barriere, perfetto. L'impuntata proprio del cavallo, peccato davvero. Era tutto perfetto, 3 punti di penalizzazione dunque per il rifiuto, per lo scarto, e anche una penalizzazione di 2 punti per aver superato il tempo massimo.
E qui questa bambina si divertirà non poco, ma noi dal mare torniamo al campo di gara del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Dunque totale 5,25, mentre rivediamo il grave errore che ha impedito a Thierry Pomel di concludere con un altro percorso netto agli ostacoli questa seconda manche. E anche un quarto di penalità per Guido Dominici, italiano, che monta l'Oro Piana Hiller, castrone sauro di 12 anni. Nessun piazzamento per lui in questo concorso ippico di Piazza di Siena, ma da segnalare, e non è poco, il doppio zero che ha permesso, davvero dato un contributo incredibile all'Italia di conquistare il quarto posto in Coppa delle Nazioni. Classe 1958, Dominici, trascorso molti anni all'estero, soprattutto presso le scuderie del grande Nelson Pessoa, padre di Rodrigo, che quest'anno ha avuto il merito di portarsi a casa il super premio di 100 milioni di lire nella prova di velocità Graziano Mancinelli, battendo il record di Arnaldo Bologni, che era di 60-61. Lui ha concluso la prova con 57 secondi 06, dunque vittoria e 100 milioni di lire. Ma noi seguiamo Guido Dominici e il suo L'Oro Piana Hiller. Qualche rischio sul verticale. Ultimi due ostacoli per Guido Dominici. Ah, peccato. Un ritmo di gara piuttosto blando per cercare il netto agli ostacoli, il quarto netto della sua partecipazione qui a Piazza di Siena con l'Oro Piana Hiller, e purtroppo invece c'è errore proprio all'ultimo ostacolo e la penalizzazione per aver superato il tempo massimo. Dunque il suo totale è 5,4,75 più lo 0,25 della prima manche, dunque totale 5 penalità. E qui l'errore sfortunatissimo Guido Dominici e la penalizzazione per il tempo. E adesso qui entriamo nel vivo della gara. Marcello Mastronardi, il nostro Roberto Gambuti, è andato a scovare. Evidente scelta, l'errore al largo numero 6 l'ha tradito decisamente, perché lo fa scendere due bei primi piani dunque in classifica. Ed ora momenti decisivi, perché comincia, signori, entriamo davvero nel vivo. Ann Korsinski, Stati Uniti, monta Eros, 0 penalità nella prima manche, il tempo 79,60. Eros, un castrone sauro australiano di 11 anni, con questo cavallo ha vinto la Coppa delle Nazioni con gli Stati Uniti, è stato a terza nella prova a 2 fasi. Ann Korsinski seconda conferina nella prima prova, una prova a cronometro. In quell'occasione giovanissima in sella a Livius, cavallo con il quale poi vinse anche la Coppa delle Nazioni. Ann Korsinski è l'unica donna, la prima donna ad aver vinto il Gran Premio Roma nel 1983. Montava in quel caso Livius. L'87 fu la volta di Vicky Roycroft e poi Ellen Weinberg. Totale 3 amazzoni. Ann Korsinski, classe 1959, nata in California. Nella seconda manche non è importante il tempo,
infatti vale solo il tempo della prima manche, l'importante però è anche restare nel tempo massimo, che lo ricordiamo ancora una volta è di 51 secondi. Un rischio grossissimo, ma il percorso è ancora netto. Stati Uniti assoluti dominatori di questo concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Un occhio anche al cronometro, al limite, ma resta nel tempo e dunque c'è il primo doppio zero. Protagonista Ankursinski, che riceve i meritati applausi del pubblico quest'oggi numeroso di Piazza di Siena. Ha corso qui anche per la piccola Tintarella. Senza penalità per sfidare la statunitense anche alla frazione. E adesso bisogna fare grande attenzione, almeno dobbiamo farlo noi italiani, ma anche i concorrenti in gara, perché sta per scendere in campo, mentre qui ci viene riproposta la classifica provvisoria con Ankursinski, quindi Frank Schlotak al secondo posto. È la volta del nostro Jerry Smith, che monta l'oro piana Falco Z, castrone sauro di 12 anni, una personalità tedesca. 3 quarti posti per lui quest'anno a Piazza di Siena a Roma, 2 volte in sella a Constantin, che è il suo cavallo di punta, e una volta in sella proprio a Falco Z. Ad Atlanta, ricordiamo, nono di squadra e primo dopo la prima gara di qualificazione, conclusa però al 34esimo posto, proprio in sella a Gaston M. Nel 96 ha vinto una prova a Lumen, secondo per 2 volte nel Gran Premi a Roma e Bruxelles. Jerry Smith e il suo loro piana Falco Z. A inizio la prova. Non si sente volare una mosca, tutti attenti. Perfetta la doppia gabbia. Occhio adesso ai verticali. Jerry Smith aveva sbagliato gli ultimi 2 verticali nella Coppa delle Nazioni. È perfetto, sta anche nel tempo e dunque Jerry Smith totalizza un doppio zero e c'è barrage. Un lunghissimo applauso meritati per questo ragazzo italiano di 26 anni, campione italiano assoluto di salto ostacoli in carica, nato a Milano, discendenze olandesi. E dunque c'è barrage. Ankursinski su Eros e Jerry Smith sull'oro piana Falco Z hanno totalizzato 2 percorsi netti e dunque 2 cavalieri, 2 binomi al barrage. Non è ancora finita però. Adesso la volta di Margie Gonstein Engel per gli Stati Uniti, monta Hidden Cracks Laurel, e poi ultimo cavaliere che vedremo sul campo di gara sarà Roger Yves Bost, monterà Herbor Montecillo. Margie Gonstein Engel, Stati Uniti, monta Hidden Cracks Laurel, femmina baia olandese di 9 anni, prima con questo cavallo in Coppa delle Nazioni, seconda nella prova di velocità Graziano Mancinelli, vinta come già ricordato da Rodrigo Pessoa.
che si è aggiudicato anche il super premio di 100 milioni di lire. Con questo cavallo, il 2 febbraio di quest'anno, si è aggiudicata il prestigioso campionato Budweiser AGA, ha chiuso in 13ª posizione la finale di Coppa del Mondo Volvo. Ma inizio la prova? Il largo. Verticale. Questa lunga linea. 6 tempi anche per lei, un po' abbondante, primo elemento, ma ha superato in modo egregio. Un solo largo divide la Gonstein-Engel dal barrage che arriva anche per la statunitense. Il totale è 0, 2 percorsi netti e dunque 3 binomi che si sono qualificati per il barrage: Ann Kursinski, Jerry Smith e Margie Gonstein-Engel. Terzo binomio qualificato per il barrage. E adesso l'ultimo concorrente previsto in questa seconda manche, si tratta di Roger Bosti per gli amici, monta Airborne Montesillo, uno stallone grigio di 11 anni in nazionalità statunitense. Primo Roger Bost con Boyardel nella prova numero 9, una prova a cronometro, dunque un Gran Premio Roma che conferma le attese delle migliaia di spettatori presenti qui a Piazza di Siena sulle tribune. Ultimo binomio di questa seconda manche prima del barrage. E intanto vedete i binomi che accedono al barrage. E quindi è la cosa che forse vi ha avvicinato sempre di più davanti a una cosa che sempre invece è stato ben distante. Siamo contenti per voi, vi chiediamo per questo un po' di pubblicità, perché la nostra filosofia, lo sapete, pubblicitaria è a lungo termine, amici miei, perché il gioiello non è una cosa che si deteriora o c'è una data di scadenza. Un gioiello, lo sapete, acquisire un gioiello oggi è un gioiello domani. Bene, nella doppia gabbia ultimi 2 ostacoli per Roger Yves Bost, molto alto anche su questo largo, davvero splendida la prova di Roger Yves Bost, il suo Airborne Montesillo. Dunque 4 binomi si qualificano per il barrage. Ann Kursinski per gli Stati Uniti, Jerry Smith per l'Italia, Margie Gonstein-Engel per gli Stati Uniti, Roger Yves Bost per la Francia. Proprio Ann Kursinski, che monta Eros, è la prima amazzone ad entrare sul campo di gara per questo barrage. 6 ostacoli per 7 salti, 42 secondi il tempo massimo, 84 il tempo limite. Ostacolo 2, un verticale di 1,52 m. 3 un largo di 1,50 m, 1,60 m, 4A un verticale di 1,55 m, B verticale di 1,55 m, 6 largo 1,52 m per 1,70 m, 12B un verticale di 1,54 m, 13 un largo 1,53 m per 1,80 m. Secondo ostacolo superato benissimo dalla Kursinski, girata molto stretta, il largo
questo verticale molto insidioso. Prima dell'ultimo ostacolo numero 13, questo largo che concede alla Kursinski di concludere con 3 percorsi netti la sua prova al Gran Premio Roma. Annotiamo il tempo, 31 secondi e 96, è il tempo da battere, 31 secondi e 96. Kursinski dovrà aspettare però ancora Jerry Smith, che sarà il prossimo binomio insieme al loro piano Falco Z ad entrare sull'ovale di Piazza di Siena. Loro piano Falco Z, Castrone Sauro di 12 anni di nazionalità tedesca, che è riuscito a conquistare 3 quarti posti qui a Roma, 2 volte in sella a Constantin, 1 volta in sella proprio a Falco Z, e viene accolto e accompagnato dal lungo e meritato applauso. Jerry Smith, campione italiano di salti ostacoli in gara. Due doppi netti per Jerry Smith. Prima manche con il tempo di 75,67. Suona la campanella, 60 secondi di tempo prima di prendere il via. A inizio la prova. Si comincia con il largo, con il verticale di 1,52 m. Superato molto bene il largo, bisogna alzare un po' il ritmo forse. La gabbia superata bene, bisogna prendere più velocità. Kursinski è stata molto veloce, ricordiamo il tempo della Kursinski, 31,96. Siamo già a 24. Verticale, il largo 31,86. Sfortunatissimo Jerry Smith, che il tempo non gli consente, scusate, gli consente di passare in testa. 31,96 il tempo della Kursinski, 31,86 il tempo di Jerry Smith. 31 secondi e 86 che consentono al cavaliere italiano di passare in testa. 31 secondi e 86, bisogna ancora aspettare i prossimi 2 binomi prima che venga assegnato il titolo del Gran Premio Roma. Negli ultimi 2 anni andò a Frank Slotak, che quest'anno, comunque vadano le cose, concluderà al 5° posto. Montava San Patrignano Jolicoeur, 4 il totale per lui. Al 6° posto Ludo Philippers per il Belgio, ancora 4 con Trudo King Tarco. Quindi al 7° posto Paul Esterman, svizzero, su Flying Shark. Immagini rallentate della splendida prova di Jerry Smith, che fanno da introduzione e da preambolo alla prova di Margin, Gonstein, Engel, Stati Uniti, monta Hidden, Rex, Laurel. Ancora splendide immagini catturate dal nostro regista Roberto Gambuti e dalle nostre squadre esterne di Bari, Napoli e Bolzano. Grande equilibrio e serenità da parte di Laurel nel presentarsi. Grande entusiasmo sugli spalti per assistere a queste ultime prove, questi ultimi salti. Goldstein e Laurel, a loro dunque ora la parola. 31,86 il tempo di Jerry. Ma 5 giorni di salto ostacoli qui a Piazza di Siena. Margin, Gonstein, Engel, qualche rischio, ma è molto veloce, molto abbondante, rischia sul verticale l'uscita della gabbia. Guardate la velocità, siamo a 21 secondi, verticale, rischiato tantissimo, la girata molto stretta, non c'è niente da fare. Jerry Smith si deve
inchinare di fronte alla velocità, alla precisione di Margie Gonstein-Engel. 29 secondi e 78 per Margie Gonstein-Engel valgono all'amazzone statunitense il primo posto provvisorio. Primo posto provvisorio dunque per Margie Gonstein-Engel davanti a Jerry Smith e a Ann Kurczynski. Oltre 2 secondi separano Margie Gonstein-Engel da Jerry Smith. Rivediamo ancora le fasi rallentate di questa sprova splendida davvero. Cocktail di velocità, potenza e agilità. Splendida anche sugli ostacoli. Dunque Roger-Yves Bost per la Francia monta Airborne Montesillo, stallone grigio di 11 anni, statunitense, primo con Bayardel nella prova numero 9, una prova a cronometro, ma in testa c'è Margie Gonstein-Engel, 29 secondi e 78. 3 donne fino a questo momento protagoniste nel Gran Premio Roma, ricordiamo ancora Ann Kurczynski, Vicky Roycroft e Ellen Weinberg. Soltanto Roger-Yves Bost può togliere la vittoria all'amazzone statunitense. Ma l'andatura sembra molto più lenta, la girata molto stretta, ha preso un buon ritmo adesso. Vediamo, bisognerà dare un'occhiata davvero al cronometro. 29, 30 secondi e 32, 30 secondi e 32, non ce la fa. Roger-Yves Bost vince il Gran Premio Roma. Margie Gonstein-Engel con il tempo di 29 e 78. Secondo posto per Roger-Yves Bost con 30 secondi e 32. Terzo per Jerry Smith con 31 e 86. Quarto posto per Ann Kurczynski, 31 secondi e 96. Bene, si concluda qui questa 5 giorni di Piazza di Siena, di salto ostacoli. Un ringraziamento particolare all'ufficio stampa, nelle persone di Caterina Vagnozzi, il capo ufficio stampa, e di Lucia Bucolo, che ci ha seguito in tutte queste giornate. Da Alessandro Fabretti a tutti la più cordiale buonasera.